quelli che fanno i sindaci, quelli che più che politica questo è impegno civile, quelli che si sentono missionari, quelli che manca la vocazione politica, quelli che si sentono bistrattati. Musica e parole dei sindaci che sono andati dritti a Roma, una cinquantina ai Veneti, foto di gruppo per i sindaci vicentini. Uniti per dire basta, per tentare una rivoluzione istituzionale. A lanciare la carica Antonio De Caro, presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Non puoi essere indagato per qualunque cosa accade nel tuo comune. Non puoi essere indagato per qualunque cosa accada nel tuo comune. Come Renzo Segato, sindaco di Quinto Vicentino, condannato per lesioni personali colpose. Cioè io sarei responsabile del danno fisico subito da questa signora che nel camminare è inciampata su un leggero dislivello e ha subito dei danni. Anche i sindaci piangono, devono fare i conti con bilanci limitati, sono inchiodati a catene burocratiche, ma poi hanno responsabilità sproporzionate coi loro poteri. Noi ogni volta pensiamo di fare qualcosa, di firmare qualcosa, ci troviamo di fronte al dilemma: questa firma mi provocherà probabilmente una denuncia in futuro, ecco, poi noi dobbiamo comunque assicurarci e l'assicurazione è a carico nostro, non è che sia a carico dell'ente che rappresentiamo, noi l'assicurazione ce la dobbiamo fare personalmente. Costi vivi, stipendi bassi, responsabilità enormi. A questo si aggiunga che per fare il sindaco serve una vocazione che sembra sempre più rara nelle nuove generazioni. Se non c'è una popolazione giovane che si interessa alla politica e all'amministrazione del comune, comunque ci troveremo prima o poi ad avere comuni che al momento delle elezioni non troveranno candidati sindaci. Oggi i sindaci chiedono che, in mancanza di nuove leve, chi già indossa la fascia tricolore possa fare più mandati e avere lo stesso regime sanzionatorio degli altri organi elettivi e di governo in caso di procedimenti penali. Credo che la politica debba anche essere, diciamo così, equilibrata anche nel dare il giusto ruolo a chi nel territorio dà delle risposte concrete ai cittadini. Confidiamo in una riflessione seria da parte del governo e anche del Parlamento.